Oltre 89.000 pagine con intercettazioni ambientali, telefoniche e video, e poi una valanga di numeri, conti, distinte, conti correnti e soprattutto nomi, tanti nomi conosciuti ed eccellenti, e quasi tutti veneti, e di questi gran parte trevigiani. È il fascicolo Veneto Banca della Procura di Roma chiuso il 29 dicembre con il rinvio a giudizio di Consoli, Trinca e Favotto per ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. Un vero e proprio vaso di Pandora per Patrizio Mietello che con i suoi legali è riuscito nei giorni scorsi ad accedere agli atti. Le responsabilità sono sicuramente diciamo, di parte degli ex vertici della banca, ma ci sono anche professionisti, avvocati, industriali, associazioni di categoria, politici, c'è un po' di tutto. Da un primo controllo sembrerebbero spariti 5.200 soci. Sarebbero quelli privilegiati, ovvero chi, avvertito per tempo, è riuscito a farsi rimborsare le azioni al massimo della loro valutazione, ma è solo uno degli aspetti di una vicenda che segnerà per sempre la Marca e il Veneto, perché, sottolinea Miatello, stando a quanto si legge, non è possibile che una banca passi da crediti inesigibili per circa 290 milioni di euro nel 2012 e l'anno successivo la cifra lieviti in bilancio a 7 miliardi, senza che nessuno dica nulla. Così come starebbero emergendo nei bilanci i valori fissati per beni come quadri o statue, ipervalutati anche rispetto alle perizie di stima. Documenti che, oltre a fare luce sulla vicenda, rimetterebbero in discussione tutta l'operazione conciliazione chiusa da poco da Veneto Banca. Ma comunque con le prove che cominciano a venire in mano si può chiedere il danno che è il risarcimento del risparmio perduto.